Buongiorno e buon lunedì da Focus TG. Tanta cronaca, tanti collegamenti in questa edizione del nostro notiziario mattutino. Intanto partiamo dai titoli del Gazzettino, perché a queste notizie poi faremo seguito con i collegamenti. Doppia rapina in monopattino in pochi minuti, una donna presa alle spalle e scaraventata contro un'auto. È stato arrestato il bandito. Tra poco sentiremo in diretta da Mestre Anna Maria Parisi. A Giavera del Montello un ragazzo in monopattino travolto da un'auto, un 17enne in fin di vita. Purtroppo ancora incidenti stradali e anche il sindaco, l'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, coinvolto in un incidente, ha investito una runner. Per fortuna, ha detto lo sceriffo, stavo andando a 10 all'ora, e questo mentre festeggia 94 anni compiuti. Vi diremo tra poco tutto quello che è successo con i collegamenti in diretta dai nostri inviati. Andremo anche a Vicenza, dove è stato fatto evacuare un condominio per un incendio. Ci sono state proteste dei residenti, e poi andremo anche a Casale sul Sile per il maxi raduno dei ragazzini, a cui sono seguiti anche incidenti, scontri tra gruppi rivali, danni e denunce. Ma partiamo con Vicenza, in attesa di collegarci in diretta con i nostri colleghi. A Vicenza una fuga all'alta della polizia e un inseguimento per le strade con un automobilista marocchino che aveva la patente già revocata, il quale ha tentato anche di forzare un posto di blocco ed è stato denunciato. Sono le 7:30 del mattino quando in via Aldo Moro a Vicenza un'auto viene notata dalla polizia mentre passa con la porta posteriore aperta, da cui spuntano le gambe di un passeggero disteso. Inseguita e raggiunta in via Ragazzi del 99 la macchina di fronte alla paletta rossa degli agenti. Invece di fermarsi, accelera bruscamente, dandosi alla fuga. Inizia un inseguimento a sirene spiegate, ma il fuggitivo continua a correre ad altissima velocità tra le strade cittadine in via Stichello verso Monticello Conte 8. L'auto che scappa in bocca a una stradina in aperta campagna e lì impatta parzialmente sulla recinzione esterna di un'abitazione. All'uscita dalla strada di campagna i fuggitivi trovano ad aspettarli una volante della questura che gli sbarra la strada. L'autista a bordo della sua macchina prova a forzare il blocco, danneggia l'auto della polizia e il muretto di un'abitazione rurale. Per fortuna i poliziotti rimangono illesi. I due a bordo vengono bloccati, ma ancora si oppongono al controllo degli agenti, che devono usare la forza per tirarli fuori dall'abitacolo. Il conducente è un marocchino di 29 anni che si rifiuta di sottoporsi all'alcol test. L'uomo sdraiato sui sedili posteriori è invece un italiano di 26 anni che risulta il proprietario della vettura. Dichiara di non essersi accorto di nulla e di non aver visto o sentito la volante della polizia che li inseguiva. I due, che vivono entrambi a Thiene, vengono perquisiti. Nelle tasche del marocchino sono stati trovati quasi 2 grammi di hashish, mentre l'italiano ha cocaina per quasi mezzo grammo. L'autovettura è stata sequestrata, così come la droga. Entrambi sono stati sanzionati per possesso di stupefacente a uso personale. Il conducente è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi all'alcol test, per resistenza a pubblico ufficiale e per guida con la patente già revocata. E c'è chi tenta di forzare il posto di blocco, come è accaduto a Vicenza, e chi in monopattino compie delle rapine e poi viene arrestato. Andiamo subito in diretta a Mestre da Anna Maria Parisi. Eccoci, sì, buongiorno direttore. Ha seminato letteralmente il panico nel pomeriggio di sabato il rapinatore, l'aggressore in monopattino, che prima in via Piave ha ferito una turista allo zigomo sinistro, facendola cadere a terra nel tentativo di scipparla, e poi si è trasformata in rapina. E poi è venuto qui in corso a Mestre, tra Corso del Popolo e via Mestrina, al bar Tivoli, accoltellando il titolare
del bar e sottraendogli anche la cassa con cui poi è scappato. È stato preso dai carabinieri che l'hanno individuato nella notte tra sabato e domenica, quindi ieri mattina alle 3, e sembra è un italiano, un identikit tracciato grazie anche alle telecamere di videosorveglianza della città. Si tratta, ripeto, di un italiano tra i 40 e i 45 anni, di origine meridionale. Con me la Chiara Puppini, che chiedo di restare qui, dell'associazione Altobello in Cammino, perché mentre eravamo in attesa del collegamento direttore con Sandro Ponchio abbiamo visto che si sono alzate le saracinesche del bar, sono entrati quindi i titolari. Vediamo se riusciamo ad entrare. Permesso? Buongiorno. Rete Veneta, scusi, può venire un attimo per favore? Come sta intanto? Sta meglio? Senta, può venire un attimo che... Sì, ecco, non possiamo entrare, direttore, ma comunque è arrivato il titolare del bar di nazionalità cinese, che ha una vistosa ferita alla testa coperta con una bendatura. Adesso vediamo se riusciamo a intervistarlo. E intanto chiedo a Chiara, mi scuso per questo movimento, ecco, venga Chiara Puppini dell'associazione Altobello in Cammino, preso, buongiorno Chiara, Buongiorno. preso l'aggressore, sembra si tratti oltretutto dello stesso aggressore che aveva, rapinatore, ha compiuto un'altra rapina soltanto un mese fa, sempre ai danni della stessa attività, quindi adesso tutto a posto, tutto bene? Assolutamente no. Assolutamente no. È un clima di violenza a cui bisognerebbe rispondere non solo con la repressione, ma con un progetto di umanizzazione, di relazioni diverse, di capacità di produrre relazioni diverse tra le persone. È un progetto lungo, ovviamente non a breve termine, però in una città è questo che bisogna fare, bisogna pensare a poter convivere e comunque mettere in atto tutte le cose che possono reprimere la violenza, perché evidentemente ci sono dietro a queste situazioni, in questa in particolare io non lo so esattamente come siano andate le cose, ma dietro le situazioni di violenza c'è sempre una storia difficile, a cui bisogna saper rispondere, insomma. Ecco Chiara, la interrompo un attimo perché comunque c'è da dire che siccome si tratta dello stesso rapinatore che ha di un mese fa, sempre esatto, un rapinatore seriale, questo sempre dalle testimonianze, direttore, e dalle telecamere di videosorveglianza della zona, c'è da dire che non è uno straniero in italiano, ripetiamo, perché c'è anche questo stigma nei confronti ecco, della gente che proviene da altri paesi, però certo che è una delinquenza che non conosce limiti, confini, perché abbiamo visto anche qui c'è il dispositivo antirapina, telecamere dappertutto, ma la gente agisce in pieno giorno, i delinquenti agiscono in pieno giorno. È complicato certamente, però qui bisogna reprimere, perché c'è una fase di repressione, ovviamente, bisogna che i vigili facciano il loro dovere, invece di stare tutti in piazza Ferretto, che vadano dove vengono richiesti e chiamati. Però, ecco, scusi Chiara, la interrompo un attimo, ecco, direttore, ecco, buongiorno. Buongiorno. Vediamo che lei è stato accoltellato sabato qui quando... Rapina sabato alle 15:55 circa. Circa verso le 6 del pomeriggio? Sì, 6 di pomeriggio. Ecco, ci racconti com'è successo? Cos'è successo? Lui è entrato banco, subito tirato fuori il coltello, mi ha attaccato il collo, ha fatto così dritto, dopo ho preso, tirato un po' così, no? Adesso ha rotto anche il braccio? No, un po'. Dopo proprio poi ho tagliato, ho fatto 3-4 punti di pittura, così.
Ha anche gli occhiali comunque sotto No, occhiali no. Ha il viso gonfio, gli occhi sì, gonfi. tumefatti. Fa male. Era la prima volta che vedevate questa persona? Perché dicono Per me è prima volta, perché prima di io sono andato a feria, c'è mia mamma, e lui è entrato un'altra volta. Però quella volta sono tirato via soldi di casa, non ho fatto niente di confusione. un mese fa, la stessa rapina. Più o meno 1 mese, 2 mesi così, sembra questa persona. Così. Ecco, voi avete il bar qui da tanto tempo? Sì, già quasi 9 anni, 8 anni e mezzo, 9 anni. Prima volta è successo così, è entrata a pomeriggio, fuori c'è pieno di gente. Abbiamo detto bestie, adesso proprio non è più tranquillo, ho tanta paura adesso. Adesso quando riaprirà l'attività? Non so, perché adesso io e mia moglie ho tanta paura, perché al solito lavoro solo noi due, così. Quanti giorni le hanno dato in ospedale? L'ospedale mi ha dato 20 giorni per mettere il gesso così, però non so. Anche il viso è tutto tumefato? Sì, infatti, Avete paura allora? tanto Anche paura. la moglie annuisce con la Sì, testa? proprio a sera proprio neanche non riesce a dormire, perché proprio quando chiude gli occhi già si pensano proprio paura. Ma riaprirete oppure sta pensando di chiudere? Non so ancora, non so dire. Tanti auguri. Ok, grazie. Grazie, Ok. tanti auguri. Ecco, direttore, quindi adesso vediamo, l'abbiamo proprio trovati. Scusa, posso chiederti come ti chiami? Michele. Michele? Sì. Grazie Michele. Ecco, li abbiamo trovati proprio mentre stavano aprendo per un momento l'attività, adesso la richiudono. Quindi con la testimonianza diretta di Michele, il barista di origine cinese accoltellato durante una rapina sabato pomeriggio scorso intorno alle 18 a Mestre, e con Chiara Puppini. Ciao, arrivederci. Ecco, vediamo che adesso l'accoltellato va via con la moglie, ha detto che non sa se riaprirà il bar perché adesso ha molta paura. Dicevo con Chiara Puppini dell'associazione Altobello in Cammino. Altobello è un quartiere di Mestre che si trova a 2 passi da qui, da Corso del Popolo. Noi siamo tra Corso del Popolo e via Mestrina, a 2 passi dal centro, da Piazza Barche. È tutto, linea a te direttore. Grazie molte Anna Maria Parisi, al nostro operatore Sandro Ponchio, sempre in diretta con la cronaca. E purtroppo c'è stato un altro assalto, una tentata rapina in una yogurteria di Montebelluna. Un ragazzo minorenne si è presentato in negozio anche in questo caso armato di coltello. È stato però individuato e denunciato dai carabinieri. Nel momento in cui si batte lo scontrino, la cassa si apre automaticamente. In quel momento lui ha tirato fuori un coltellino, avrà avuto la lama tra gli 8 e i 10 centimetri, e mi ha detto, dopo avermi un po' insultato, mi ha detto dammi i soldi. Racconta così Annalisa Sartor, titolare insieme alla sorella della yogurteria Narciso di Corso Mazzini a Montebelluna, il tentativo di rapina subito da parte di un giovanissimo che, berretto e cappuccio in testa e coltello alla mano, voleva l'incasso della giornata. Noi istintivamente abbiamo urlato, abbiamo chiesto aiuto e lui è scappato fuori dalla porta. Nel momento in cui se n'è andato via ci siamo resi conto che è stato pericoloso, che abbiamo fatto forse una cosa che non andava fatta, però istintivamente è quello che ci è venuto da fare in quel momento là. Poi è arrivata la paura, in quel momento là è arrivata la paura. Il sindaco Adalberto Bordin ha manifestato la sua solidarietà alle 2 commercianti. Voglio anche fare un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri che attraverso le indagini è riuscita poi a risalire all'autore del fatto. Il soggetto che è stato denunciato proprio per tentata rapina qui in questo esercizio commerciale peraltro non è di Montebelluna. Sì, io credo che
la pena, chiamiamola così, debba essere duplice. Da una parte deve essere una pena comunque punitiva, perché chi sbaglia deve pagare, da un'altra parte deve essere anche una pena, potremmo dire, educativa. Da una parte le istituzioni alle prese con un fenomeno, quello del dilagare della delinquenza giovanile relativamente recente, dall'altro commercianti ed esercenti che chiedono più vigilanza. Qualche controllo, magari qualche volante che gira magari di sera, forse sarebbe necessaria, perché noi siamo in centro ma non siamo proprio, siamo un po' dislocati dal centro e quindi quella zona là sarebbe un po' da controllare un po' di più. Servizio di Lina Paronetto ad Alberto Bordin, sindaco di Montebelluna, era stato qua proprio qualche sera fa e avevamo parlato di violenza minorile. Ci sono rapine seriali a Vicenza, sono stati arrestati 2 stranieri che hanno colpito in almeno 4 occasioni e sono finiti in manette, un nigeriano e un senegalese. Sono rapine che sono state commesse nelle ultime settimane. Rapine in serie, efferate, violente, aggressioni pericolose. È partendo da questo video, che riprende l'assalto feroce a un uomo che a Vicenza sta facendo bancomat in Viale Verona, che la polizia ha portato avanti le indagini fino a chiudere il cerchio. In manette un nigeriano di 32 anni e un senegalese di 45, ritenuti responsabili di almeno 4 colpi, ma potrebbero essere di più. Credo che al di là dei 4 episodi accertati che sono stati considerati espressamente dall'ordinanza di custodia cautelare dell'autorità giudiziaria, ci siano altri episodi degli ultimi periodi, degli ultimi mesi, sui quali lo stesso Ufficio Prevenzione Generale sta lavorando in maniera molto puntuale per la ricostruzione. Abbiamo raccolto innanzitutto delle indicazioni da parte delle vittime che hanno subito questi reati e poi anche con alcune immagini di sistemi di videosorveglianza abbiamo ricostruito i passaggi, i movimenti di questi soggetti poi tratti in arresto ieri. Avevano seminato il panico a Vicenza tra il 4 marzo e il 2 aprile. Prima una rapina al bancomat di Viale Verona. Il nigeriano, armato di un coltello con la lama lunga 40 centimetri, minaccia la vittima. C'è una colluttazione, poi i malviventi si dileguano con 500 euro. Allo stesso sportello un'altra rapina con la stessa dinamica. Questa volta il bottino vale 600 euro. Nei giorni successivi, in Viale Sant'Agostino, una peruviana alla fermata dell'autobus viene aggredita. I 2 malviventi le strappano la borsa che contiene il telefonino e 80 euro. La vittima, cadendo, riporta ferite guaribili in 10 giorni. Un altro episodio in via Torino, dove un romeno viene avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta, poi viene immobilizzato e derubato del cellulare e di banconote per 70 euro. Anche la scelta delle vittime, in molti casi casuale, evidentemente era fortemente condizionata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. I 2 malviventi, con precedenti per droga e per reati contro il patrimonio, sono stati intercettati in una palazzina abbandonata in via Ferreto de Ferreti. Qui la polizia li ha raggiunti, arrestati e portati in carcere a Vicenza. Li abbiamo intercettati in uno stabile abbandonato che tra l'altro è in via di abbattimento e dove si nascondevano entrambi. Di fronte alla commissione di reati, comunque le forze di polizia ci sono sul territorio e danno delle risposte concrete. È chiaro, bisogna attendere qualche giorno, qualche mese a volte, ma le risposte arrivano. E questo è il questore Sallustio, il questore di Vicenza, il servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Andiamo in diretta adesso a Casale sul Sile, dove si erano dati appuntamento un centinaio di ragazzini, un appuntamento via social, e poi si sono abbandonati a scontri tra gruppi rivali, ci sono denunce, ci sono danni. In diretta da Casale Edi Caliman. Direttore, buongiorno ai telespettatori, ringrazio per la parte tecnica anche Alberto Pivetta. Alle mie spalle la festa finita, ma restano sul tavolo e sul banco le polemiche anche questa mattina a Casale sul Sile. Come dicevi tu, alla festa dell'8ª di Pasqua che era in corso questo weekend, 100 ragazzini, tutti i minorenni, si erano dati appuntamento tramite social per trovarsi in questo centro dove c'erano giostre, c'erano bancarelle, lo vediamo grazie alle immagini di
di copertura che la regia riesce a metterci a disposizione. Ragazzini che erano arrivati da tutte le parti della provincia, bande rivali pronti a darsi scontro in questo teatro nel pieno centro di Casale. Siamo davanti al municipio. La festa, dicevo, è finita, ma non è finita bene quella serata, perché sebbene è intervenuta la polizia locale, i carabinieri che hanno sedato sostanzialmente hanno dato con la loro presenza, hanno dissuaso i ragazzi a compiere il peggio. Un atto vandalico è stato invece compiuto come sfregio davanti al municipio. Sostanzialmente una fioriera di pietra è stata scagliata, scaraventata, la terra è stata cosparsa ovunque nell'androne e sotto il portico. Direttore, con noi c'è l'assessore Mauro Finotto che ci racconta un po' come sono intervenuti quella sera dell'appuntamento dei 100 ragazzi e teatro di questo atto vandalico. Assessore, buongiorno, come è andata quella sera, come amministrazione, come siete intervenuti? Quella sera c'è stato, come ha detto lei, c'è stato un incontro di numerosi giovani che si erano dati appuntamento sui social per trovarsi qui alla Sagra. Ci sono stati attimi di tensione che sono comunque stati mantenuti sotto controllo grazie al pronto intervento della polizia locale, dei carabinieri della locale stazione e anche dei volontari che erano presenti. Tutti i provvedimenti e forze messi in campo dall'amministrazione proprio perché la Sagra rimanga un posto sicuro dove la comunità si può divertire e incontrare. Quindi polizia locale, gazzelle dei carabinieri, mi diceva prima, assessore? Sì, la polizia locale e il personale della locale stazione dei carabinieri che erano presenti alla Sagra. C'è una questione che non va giù, assessore, all'amministrazione, questo atto vandalico, non tanto nella gravità quanto nel gesto. L'amministrazione, mi diceva prima, non intende lasciar passare questo messaggio. Sì, no, non lo facciamo passare perché, come diceva, non è che sia un gesto gravissimo, è un brutto gesto, un gesto che dimostra cose che non devono accadere durante un momento conviviale e di spensieratezza come deve essere la Sagra e l'amministrazione vuole mantenere questo status della Sagra. La gente deve venire qui per divertirsi, di non pensare ai loro problemi e pensare solo a divertirsi. Queste persone non sono gradite e faremo in modo di arginare questo problema. Un'escalation di violenza, quella è sui giornali tutti i giorni, di queste cosiddette baby gang da Treviso anche a Casale. Mi viene da dire a questo punto, assessore, lei era poliziotto, ora è in pensione. Secondo lei c'è stato un aumento di questi fenomeni in questi anni? Lei da poliziotto cosa ha visto, cosa vede? Sì, da parte dei giovani sì. Ci sono momenti diversi di pericolosità che non c'erano, anni fa non c'erano. Adesso sembra che lo scopo sia sempre quello di litigare e evidentemente hanno più difficoltà a farlo a Treviso e si stanno spostando verso la periferia. Ma noi faremo il nostro lavoro e cercheremo che queste cose qui a Casale non succederanno. Infatti, direttore, scatterà la denuncia da parte dell'amministrazione a questo ragazzo già identificato. Vogliamo notificare anche il fatto che a proposito di risse, di baby gang, circa una settimana fa davanti a una nota discoteca di Levada di Ponte di Piave c'è stata una feroce aggressione ai danni di un 19enne sulla contesa, un nominativo di un tavolo riservato, a quanto pare sbagliato, sembrava finito tutto sul luogo, le cose si erano sistemate serenamente, quando invece all'uscita dal locale a notte inoltrata una banda di 10 ragazzi di origine sudamericana avrebbero accerchiato questo 19enne. Non erano piaciuti i toni, non erano piaciuti evidentemente gli atteggiamenti a quanto detto, e il ragazzo ha provato a scappare da questa feroce violenza che cominciava a scagliarsi addosso. I ragazzi hanno inseguito invece il 19enne, è rimasto solo, e hanno cominciato a picchiarlo nella zona industriale di Levada di Ponte di Piave, come dicevamo. Devi sapere, direttore, che il ragazzo è stato ricoverato, è stato portato all'ospedale di Oderzo con molte scoriazioni al volto e ferite agli arti, segno della violenza che questa banda ha scagliato contro il 19enne. Ovviamente ulteriori aggiornamenti nelle edizioni dei nostri telegiornali della sera. Direttore, con Alberto Pivetta da Casale sul Sile, io ti restituirei la linea.
Grazie molte a Edi Kaliman. Vediamo anche il titolo che ha dedicato al pestaggio di Levada alla tribuna di Treviso. Accerchiato e pestato fuori dal locale, in 10 si accaniscono su un 19enne. E a proposito, sempre a proposito di baby gang, i pensionati di Confartigianato si dicono pronti ad aiutare famiglie e scuole per prevenire questi fenomeni. L'idea è partita perché appunto ogni giorno si sentono di questi fatti. Io prima di tutto sono una nonna di 2 adolescenti e quindi che sono la mia vita, e perciò so sulla mia pelle cosa provo ogni volta quando si sentono questi fatti. Di fronte ai continui episodi di violenza, maleducazione, vandalismi che vedono protagonisti i giovanissimi, i pensionati di ANAP di Confartigianato si sono interrogati su quello che possono fare in prima persona per aiutare i ragazzi, e nasce così il convegno in programma martedì all'Hôtel-Fior di Castelfranco con lo psicologo Mirko Casteller. Se ci accompagna nel cercare di capire, di cogliere questi segnali. Noi come nonni adesso abbiamo il tempo materiale che possiamo provare a fare qualcosa. Noi ci siamo, però abbiamo anche noi bisogno di capire un attimino e di avvicinarci a questi ragazzi, perché magari siamo un po' di generazioni indietro rispetto a loro e quindi magari non abbiamo i termini, il modo, le parole giuste. Un percorso che i pensionati chiedono di fare fianco a fianco con famiglie e scuole. Invitando le famiglie, invitando i genitori, e noi ci mettiamo a disposizione anche delle scuole se vogliono organizzare qualcosa con sti ragazzi, non so, per andarci a parlare, ma anche perché come ha detto lei noi siamo ex artigiani, che ognuno ha avuto la sua esperienza, e quindi parlare anche a sti ragazzi dei lavori artigianali, di vedere se c'è interesse. E sulla proposta avanzata nei giorni scorsi dal sindaco di Treviso Mario Conte del servizio civile obbligatorio per i giovani violenti, sono d'accordissimo, ma addirittura non solo per quei ragazzi che magari fanno queste cavolate, ma veramente andrebbe di nuovo reinserito il servizio civile presso strutture, io lo vedo presso strutture di disabili, di anziani. Oggi regia Francesco Cerone, Italo Morao, e vediamo la prima pagina della Nuova Venezia. Purtroppo un'altra tragedia in laguna, esce con il barchino per andare in Barena a Chioggia, Nicola trovato morto a 37 anni, tragedia nel pomeriggio di domenica, l'uomo era andato a fare una gita e non rispondeva più ai familiari, è stato ritrovato accasciato in barca, colpito da malore, quindi non è un incidente, non è il barchino che si è schiantato contro qualche palina, ma è stata una morte per cause naturali. Ancora con la cronaca nera, c'è stato un terzo tentativo di furto nel ristorante Amelia alle porte di Via Giustizia a Mestre. Il titolare è esasperato e dice: la situazione è diventata insostenibile. È il terzo in un mese, il terzo. È una situazione insostenibile, ingestibile, non ce la faccio più. Fuori città, esasperato, il titolare del ristorante Amelia Romana, Luca Serpente, scopre il terzo tentativo di furto nel suo locale alle porte di Via Giustizia a Mestre. I vandali hanno tentato di scardinare il magazzino del locale per cercare di entrare e rubare, senza però riuscirci, ma provocando solo danni. Non è solo il danno, adesso hanno cercato di entrare da una parte interna del ristorante che non è allarmata, quindi un magazzino adiacente. Dovrò spendere altri soldi per mettere in sicurezza anche questa porta. Dovrò mettere delle telecamere anche esterne, degli infrarossi, non so più cosa fare. Solo pochi giorni fa il titolare della carrozzeria poco distante dal ristorante aveva denunciato ai nostri microfoni l'ennesimo atto vandalico, chiedendo ancora una volta un presidio fisso e annunciando di essere disposto a bloccare Via Miranese in segno di protesta, posizione condivisa anche da Serpente. Io dico ancora di più, se è possibile di pagarci una polizia privata
qualcuno magari ci venga incontro anche il comune a questo punto qua, se non ha le risorse da darci con un presidio fisso, quantomeno ci dia la possibilità di poterci difendere da soli e ci dia la possibilità di intervenire con una polizia privata che abbia dei compiti ben precisi. Il presidio fisso è l'unica soluzione per dissuadere queste persone. Ed è stato necessario l'utilizzo del taser per bloccare un 47enne che nel tardo pomeriggio aveva dato in escandescenza all'Ipertosano di Colle Umberto, seminando il panico tra i clienti. Sono stati gli addetti dell'ipermercato di Colle Umberto a chiamare il 112 segnalando la presenza di un uomo in forte stato di agitazione. Una volta giunte sul posto, le pattuglie dei carabinieri di Vittorio Veneto hanno intercettato un 47enne di origini senegalesi, regolare in Italia. Alla vista degli uomini in divisa, il 47enne prima ha tentato di allontanarsi, poi ha opposto resistenza, rendendo necessario l'utilizzo del taser in dotazione ai militari dell'Arma. L'uomo è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari, nonostante non avesse riportato lesioni. L'azione del senegalese sarà ora posta al vaglio dell'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Adesso con Valentina Visentin perché c'è una riunione del Partito Democratico sulle borse di studio, non sarebbero stati considerati gli idonei non beneficiari. In diretta da Padova, Valentina, a te. Sì, buongiorno direttore, sono numeri importanti quelli che stanno emergendo da questa conferenza del gruppo consigliare del Partito Democratico in Regione per quanto riguarda gli studenti universitari idonei a ricevere borse di studio ma purtroppo non beneficiari. Per il Veneto sono oltre 4.700, la fetta più consistente ovviamente riguarda l'Università di Padova che è la più grande del Veneto dove sono 2.400 gli studenti idonei non beneficiari della borsa di studio. Questo significa un diritto allo studio che non viene garantito, questo è quanto stanno dicendo i consiglieri del Partito Democratico. Qui con me c'è Vanessa Camani, chiedete alla Regione un intervento perché non si può solo fare affidamento sulle risorse che arrivano dal governo e in particolare paragonando l'Emilia Romagna al Veneto, una comparazione fatta perché insomma le università dell'Emilia Romagna sono simili a quelle del Veneto, è una regione che stanzia molto di più rispetto a quello che stanzia il Veneto. Sì, di fronte agli 8 milioni del Veneto l'Emilia Romagna ne stanzia 43,5, quindi la distanza è siderale, ma non è un riferimento soltanto a quest'anno, è una questione del sistema, una carenza strutturale del bilancio e una volontà politica di Zaia e della Donazzan di non investire sul diritto allo studio universitario. Tanti operai, pochi dottori in questa regione, no? Invece noi pensiamo che questo sia un diritto fondamentale, peraltro stiamo parlando di una competenza esclusiva delle regioni. A proposito di autonomia, insomma, qui la regione potrebbe dimostrare di fare meglio e invece è fanalino di coda per il numero di borse di studio realmente pagate dalla regione. Lo stanziamento è profondamente insufficiente, la distanza tra quanto stanziato 8 milioni e quanto servirebbe 22 milioni è una distanza che deve essere in qualche modo colmata. Può essere che il governo ci mandi come l'anno scorso e ci salvi con qualche stanziamento straordinario, può essere, ma è chiaro che o la Regione del Veneto decide che il diritto allo studio degli universitari è un diritto che vuole essere garantito in questa regione, oppure saremo sempre fanalino di coda. Diciamo spesso dobbiamo essere più attrattivi per i giovani, il Veneto deve essere una terra in cui i giovani possano realizzare le proprie esigenze, possibilità, speranze, ma se non partiamo dal luogo in cui si devono formare per essere adulti di domani, cioè dalle università, quello che facciamo è solo parlare al vento. E di fronte all'assessore regionale Donazzan che dice di essere una di parole, ecco, meno parole e un po' più fatti, assessore Donazzan, perché ci sono migliaia di studentesse e di studenti, migliaia di famiglie che non sono in grado di mantenere i propri figli agli studi, e questo è un fatto molto grave, oltre ad essere un'ingiustizia sociale profondissima. Anche perché poi sappiamo che gli studenti universitari hanno anche a fare anche con il caro affitti, che è un altro tema che insomma è molto sentito in una città universitaria come
quella di Padova. Come Partito Democratico, insomma, questo è l'appello che fate alla Regione, avete anche proposte come una variazione di bilancio? Beh, non è un appello, è una richiesta, insomma, è una richiesta molto determinata che, ripeto, facciamo ogni anno perché è una disattenzione che denunciamo da tantissimi anni, ed è una richiesta molto strutturata quella che noi facciamo. Bisogna trovare queste risorse, presenteremo delle modifiche al bilancio, ma il tema è di natura strettamente politica. Se si vuole i soldi si trovano e noi vogliamo che siano trovati. Le battaglie delle organizzazioni studentesche sono sacrosante, la Regione deve dare una risposta. È inutile andare a fare le passerelle al Vinitali ieri e oggi, e nel frattempo gli studenti e le studentesse rischiano di doversi ritirare dal corso di studi perché non sono in grado di permettersi i costi collegati. Noi pretendiamo una risposta dalla Donazzana e dal Presidente Zaia. Allora ringraziamo Vanessa Camani per questo intervento. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentini e a Vanessa Camani. Andiamo a Bassano del Grappa, dove vedo collegato con il vice sindaco Andrea Zonta Alex Giuliano. Ancora polemica sul Genius Center, infuriano le polemiche in vista delle elezioni dell'8-9 giugno. A te Alex. Buongiorno direttore, dici benissimo, siamo in compagnia del vice sindaco di Bassano, Andrea Zonta. Perché? Perché si continua a parlare in città del futuro del Genius Center, siamo nel bel mezzo della campagna elettorale e proprio qualche giorno fa una comunicazione degli uffici del comune di Bassano, dell'ufficio tecnico dei lavori pubblici, ha sollevato forti criticità su quello che era il progetto presentato dall'amministrazione Pavan per appunto il Genius Center, questo grande polo da costruire in quello che attualmente è un vero e proprio cratere al centro della città. Uffici comunali che, vice sindaco, dicono ci sono delle criticità soprattutto dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista economico. Voi che cosa intendete fare? Perché l'opposizione ha già gridato allo scandalo. Non c'è nessuno scandalo, e qui stiamo parlando di partenariato pubblico-privato, pertanto una iniziativa chiesta da un privato che ha messo della finanza non pubblica pertanto, e ha deciso di fare una proposta progettuale. Su questa proposta progettuale il partenariato prevede che gli uffici tecnici comunali in primis, prima di portare alla Giunta o al Consiglio Comunale, facciano le loro valutazioni. Le hanno fatte, hanno comunicato le criticità, come diceva lei ben prima, che sono delle criticità soprattutto finanziarie e amministrative. A questa comunicazione il privato ha diritto di replica, attendiamo la sua replica e poi capiamo eventualmente come procedere. Dal punto di vista tecnico invece non ci sono problematiche legate alla soluzione sia architettonica che progettuale, tant'è che già la sovrintendenza aveva già visto quel progetto, e per cui quello è un progetto che può anche continuare con altri tipi di finanziamento e con altre soluzioni amministrative. Adesso l'opposizione dice l'opposizione fa l'opposizione, ma che faccia delle proposte alternative e soprattutto che dia delle proposte che siano realizzabili, e i costi delle proposte, perché tanti parlano di costi elevati, ma i costi elevati in questi interventi ci sono, e ognuno di noi si deve pensare che ci deve investire. Questa è una situazione, è una delle situazioni di Bassano, ce ne sono almeno un altro paio, dove purtroppo i milioni di euro si contano molto facilmente. Noi abbiamo fatto questa proposta, l'abbiamo portata avanti, adesso dobbiamo attendere il privato, poi magari su quella proposta tecnica ci sono anche delle alternative di finanza da parte del comune o con altro tipo di fondi. Senta, ma secondo lei questa è campagna elettorale? Perché insomma è scoppiata la bolla, hanno detto come mai l'amministrazione non ha informato i cittadini del fatto che gli uffici stessi abbiano sollevato queste criticità, cosa ci nascondono, insomma si è fatto un gran vociare, un gran parlare di tutto questo. Come lo derubrichiamo? Chiacchiere da campagna elettorale, slogan politici? Ma è chiaro che ormai siamo in campagna elettorale da tempo, e la campagna elettorale ognuno la fa come crede. Io credo che la campagna elettorale deve essere fatta in modo serio, costruttivo, soprattutto dicendo ai cittadini quali sono
le verità e quali sono le spese, altrimenti facciamo le solite campagne da slogan che non servono a niente a nessuno. Per quanto riguarda il fatto che noi non abbiamo divulgato, ricordo che questi documenti tra amministrazioni pubbliche e partenariato pubblico e privati del partenariato sono comunicazioni riservate sulle quali il privato potrebbe fare qualsiasi tipo di attività anche legale, in quanto non possono essere divulgate, per cui noi ci siamo perfettamente attenuti a quella che è la legge dello Stato. Semmai alla risposta del positivo o negativa prossima del soggetto privato potremo anche divulgare quali sono i contenuti. In questo momento ci dobbiamo fermare qua, perché questo è il nostro compito. Direttore, come hai capito, come hanno capito i nostri telespettatori, il botta e risposta politico, tecnico a Bassano è effervescente. Siamo in campagna elettorale, noi come sempre vi terremo aggiornati. Grazie molte ad Alex Giuliano e al suo ospite. Adesso andiamo avanti con la politica, perché 40 anni della Lega sono stati festeggiati in Lombardia, ma in tutte le sedi della Lega, con una coda polemica di questa festa, e cioè quella di Bossi, Umberto Bossi, che ha detto che Salvini dovrebbe lasciare il posto ad altri, e Salvini ha risposto: accetto sempre consigli, una risposta composta e non polemica. Vediamo però cosa ha detto in questa occasione il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha ricordato che nel 2025 la Liga Veneta compierà 45 anni. C'è un po' di confusione nei cittadini. Il 12 aprile del 1984 la Lega Lombarda, che non è la Lega quella che è comune, la Lega Lombarda, che è una Lega regionale, esiste la Lega Piemonte, la Lega Lombarda, la Liga Veneta, eccetera, la Lega Friuli. La Lega Lombarda nel 12 aprile del 1984 è stata fondata. La Liga Veneta è stata fondata nell'80, quindi noi il prossimo anno faremo 45 anni. E la Lega molto compatta adesso per il 29 aprile, giorno in cui dovrebbe, anzi ormai è stato deciso in Commissione Affari Costituzionali, verrà calendarizzato il DDL Calderoli, quindi la Lega parla con Alberto Stefani di un giorno storico. Sentiamo invece le perplessità sull'autonomia del senatore Andrea Martelli. Vedremo se sarà così, e cioè se questa discussione si chiuderà prima delle elezioni europee. Io già in tempi non sospetti ho detto che non sono convinto che questo avvenga, non sono convinto perché non penso che Fratelli d'Italia concederà alla Lega questo vantaggio prima delle elezioni europee. Se sembra confermata la data del 29 aprile per l'arrivo del DDL Calderoli sull'autonomia differenziata alla Camera, non sono altrettanto certe le tempistiche per il voto finale del testo. Mi pare abbastanza grave che i tempi siano stati compressi a tal punto da impedire una discussione seria ed approfondita. È evidente che la Lega ha voglia di portare a casa questo risultato, ma è evidente che nella maggioranza ci sono almeno due problemi. Il primo, il sud, delle forze politiche che sono rappresentate al sud, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che capisce che per loro si possono determinare dei problemi, e poi il premierato, che è l'altra riforma che va a braccetto con questa, che invece è al Senato, i cui tempi sono ancora tutti da verificare. I Dem hanno già annunciato che presenteranno emendamenti per spiegare perché questo disegno di legge, secondo loro, non va bene. Al Senato furono circa 800 gli atti presentati. Non aumenta l'efficienza dell'amministrazione, anzi produce norme confuse e contraddittorie, e i tempi che sono stati dati alla Camera sono stati veramente ristretti. Europei, che spiega il senatore Martella, potrebbero rappresentare uno spartiacque nel quadro politico italiano anche per quanto riguarda le riforme dell'autonomia e del premierato. Mi auguro che dopo le europee, anche rispetto ai risultati
che ci saranno si possa aprire una riflessione su tutto questo e possano cambiare molti dei fattori che attualmente sembrano immutabili. E a proposito di elezioni europee, si sta componendo la lista dei possibili candidati del PD. Agli uscenti Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini potrebbero aggiungersi Alessandro Zan, Annalisa Corrado e Ivan Pedretti. PD li presenteremo nei prossimi giorni, dopo che si terrà la direzione nazionale. Abbiamo fatto la direzione regionale nei giorni scorsi, abbiamo proposto una serie di nomi. Dovremmo innanzitutto capire se nella nostra circoscrizione ci sarà, come sembra, Stefano Bonaccini capolista. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi al Vinitaly, che è entrato nel vivo, vediamo nel suo intervento, ha detto che gli agricoltori sono i primi bioregolatori dell'ambiente. Ma andiamo subito in diretta a Verona da Lucio Zanato. A te Lucio. Buongiorno direttore, devo dirti subito che qui hai un concorrente, ovvero Bruno Vespa, che proprio ha accolto la Premier Giorgia Meloni giù all'auditorium. Però prima di parlare del suo intervento dedicato all'agricoltura italiana rispetto all'Europa, volevo farvi vedere che cos'è il Vinitaly in questo 2024, ovvero 4.300 espositori, 1.200 top buyer, pensa direttore, più 20% rispetto solo all'anno scorso, più 70% rispetto al 2022, 30.000 operatori stranieri di 140 nazioni, e questo ti dà la dimensione, perché se guardi a sinistra, se rendi conto, vi farvi vedere ancora una volta, queste sono tensostrutture che normalmente non ci sarebbero, cioè qui ci sarebbe il piazzale dove ad esempio ci sono le prove quando c'è Fiera Cavalli, tanto per intenderci, oppure quando c'è la Fiera dell'Agricoltura. Questo è un enorme piazzale, ecco, qui è tutto pieno e si vede anche pienissimo di gente. Ieri è stata la giornata così dei wine lovers, come si dice, cioè degli amatori del vino. Oggi è molto più tecnica, però abbiamo visto, stiamo vedendo tutti i volti di quello che è sostanzialmente di quello che è il vino italiano, ma anche quello che è il vino veneto. Non sto a farti la rassegna di tutti i volti, di tutti gli imprenditori, di tutte le cantine della DOCG, insomma del mondo del vino, tenendo presente che il vino è in questo momento sostanzialmente il primo prodotto agroalimentare italiano, e pensa che in 20 anni è aumentato del più 188%, andando a conquistare i 140 paesi. E se il primo prodotto agroalimentare italiano è il vino, il Prosecco è il primo vino d'Italia e quindi anche il primo vino, insomma, al mondo, tra l'altro. Insomma, un volume d'affari e un volume di prodotti davvero importanti per un settore che ha ancora spazio di crescita, ci viene detto. Tra l'altro volevo farti vedere anche il padiglione del Ministero della Cultura, ma anche del Ministero dell'Agricoltura. Perché? Perché il punto della situazione è cercare sempre di più di aumentare la qualità dei nostri prodotti, vino incluso, e questo è quello che ha detto la Premier Meloni, perché va anche ricordato che oggi è la prima giornata istituita del Made in Italy, cioè ogni 15 di aprile sarà la giornata, ed è già oggi la giornata dedicata al Made in Italy. Un Made in Italy che soprattutto in agricoltura deve essere difeso, deve essere preservato e soprattutto deve essere tutelato attraverso il lavoro degli agricoltori. Una tutela che secondo la Premier Meloni l'Europa non ha capito molto. Non a caso diciamo che c'è stata la quasi bacchettata l'Europa, la Premier, nel suo intervento. E allora, come hai enunciato tu, direttore, io a questo punto farei sentire quel breve tratto che abbiamo registrato proprio qualche minuto fa, e quindi ci sarà un po' qualche, come si dice in gergo, qualche sporco, ma vale la pena sentirla proprio per capire il punto di vista dell'Italia nei confronti dell'Europa per quanto riguarda l'agricoltura e gli agricoltori. Smontare. Banalmente, lo dirò con la franchezza che da sempre mi contraddistingue, chi ha pensato che si potesse difendere la natura non tenendo conto del lavoro degli agricoltori, o addirittura pensando di farlo contro gli agricoltori, semplicemente non sapeva di cosa stava parlando, perché gli agricoltori sono i primi bioregolatori. E noi dobbiamo ricordarci che per difendere l'ambiente è fondamentale l'opera dell'uomo. Chi pensa che per difendere l'ambiente bisogna cacciare l'uomo immagina un mondo che non esiste. Il mondo reale, nel mondo reale noi abbiamo bisogno dell'opera dell'uomo per difendere la nostra natura e per difendere anche la nostra capacità di trasmetterla alle giovani generazioni.
Ecco, questo diciamo è stato l'intervento della Premier Meloni, poi magari questa sera racconteremo qualcosina di più perché veramente ne ha avuto per tutti, però ha puntato molto, sempre parlando del Made in, ha puntato molto verso i giovani. Oggi era una giornata dedicata ai giovani e soprattutto ai giovani degli istituti agrari, ma ai giovani in genere. Perché puntare verso i giovani? Perché ad esempio nei vari dati che sono emersi nel corso di queste 2 giornate, perché poi sono 4 in realtà, del Made in Italy, un dato riguarda la carenza di personale nelle cantine. L'83% delle aziende italiane lamenta questa carenza di personale. Poi naturalmente abbiamo il fatto che c'è ancora tantissimo spazio di manovra. Perché? Perché siamo solo al 16% della ricettività ad esempio delle cantine. Quindi abbinare il nostro vino, abbinare i nostri prodotti alla ricettività, quindi al turismo, è sicuramente uno spazio futuro di economia per il Veneto e per l'Italia. Io direi che a questo punto mi posso fermare qui. Il Vinitaly invece continua, come vedete, tantissime persone e soprattutto tantissimo business che fa bene al nostro Veneto ma anche alla nostra nazione. E se non hai domande, direttore, io ti restituisco la linea, salutandoti Bruno Vespa. Grazie molte Lucio, buon lavoro a te, a Nicoletta Rizzetto e anche al Vespone che è lì sempre, perché tra l'altro è un produttore di vini oltre che un grande giornalista. Allora vediamo, si è parlato inevitabilmente al Vinitaly di quello che sta accadendo in Medio Oriente con il lancio di missili e di droni da parte di Teheran verso Tel Aviv. Se ne è parlato ovviamente anche al Vinitaly, sentiamo. È stata una notte dove ammetto che abbiamo dormito poco e mi sono sentito anche con il Presidente del Consiglio, con il Ministro della Difesa, perché sono molto preoccupato perché purtroppo la situazione peggiora di mese in mese e quindi anche da qui il mio appello a tutti è il senso di responsabilità, di prudenza e soprattutto a lavorare in maniera sempre più decisa per la pace, perché lo dobbiamo, penso, a tutte le persone, ma anche per il futuro dei nostri figli. Le parole del Presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana, esprimono la preoccupazione di tutta la politica per la situazione in Medio Oriente. L'incursione nella notte tra sabato e domenica dell'Iran con droni e missili lanciati verso Israele cambia il programma del Vinitaly, annullata la visita della Premier Giorgia Meloni. Presente il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che sottolinea più volte che l'unica soluzione per la pace è una de-escalation. Continuiamo a lavorare per la pace, il nostro primo obiettivo è quello, e per raggiungere la pace bisogna avere una de-escalation. L'attacco iraniano da un punto di vista militare non ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato, sono stati abbattuti quasi tutti i droni e i missili, un paio di missili hanno raggiunto una base aerea israeliana in mezzo al deserto con danni molto relativi. Tutti gli italiani nell'area stanno bene, ha sottolineato il vice premier Tajani, anche i 1.100 militari di stanza tra Israele e il Libano. Il commercio estero è fondamentale per l'economia italiana, rappresenta il 40% del PIL nazionale. I venti di guerra possono solo danneggiare il nostro export. Con il ministro Lollobrigida e d'intesa con il Ministero degli Esteri abbiamo attivato già qualche settimana fa una task force che sta monitorando quotidianamente le potenziali conseguenze sul nostro sistema produttivo dal blocco o comunque delle difficoltà delle navi a passare dal Golfo Persico e quindi dal canale di Suez. Per il momento le conseguenze sono molto contenute. Torniamo alla cronaca, andiamo a Vicenza da Luisa Bertini e da Federico Cibotto, perché c'è stato un incendio e l'evacuazione di un condominio. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Stamattina un sopralluogo dei tecnici del comune perché nella notte tra sabato e domenica c'è stato un incendio in un appartamento di un immobile di proprietà del comune. Il complesso è stato completamente evacuato ovviamente nella giornata di ieri per consentire le operazioni di spegnimento. Addirittura un uomo
l'uomo è stato fatto uscire dalla finestra, tutti gli inquilini sono rientrati, eccetto ovviamente chi dell'appartamento completamente incendiato, e l'inquilino al piano di sopra. Per questo oggi c'è stato un sopralluogo dei tecnici per valutare l'agibilità. Ma di questo ne abbiamo parlato con l'assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto, che adesso sentiamo insieme, poi la linea può tornare allo studio. Qual è la situazione attualmente dell'appartamento? Ovviamente l'appartamento che è stato oggetto dell'incendio tra sabato e domenica non è agibile, e purtroppo sembrerebbe non agibile anche l'appartamento sopra, e la persona intestataria del contratto di locazione in questo momento è in un albergo a spese nostre. Il resto del condominio, a seguito anche appunto di un sopralluogo che è stato fatto questa mattina dai funzionari del comune insieme all'amministratore, appunto invece gli altri appartamenti sono agibili. Ecco, già nel 2023 c'era una richiesta all'avvocatura? Sì, noi abbiamo sempre sollecitato la persona titolare del contratto di locazione dell'appartamento appunto oggetto di continui disturbi nei confronti degli altri inquilini, abbiamo sempre dato indicazione di cambiare comportamento. A fine anno 23 avevamo richiesto all'avvocatura di procedere con il rilascio appunto dell'immobile come qualsiasi privato, trovandoci nelle condizioni di poterlo richiedere. Ecco, quindi al momento state valutando se il piano sopra al piano incendiato tornerà agibile, e state accogliendo questa persona del secondo piano? Sì, qui abbiamo questa mattina un'infrazione, abbiamo anche richiesto il verbale dei vigili del fuoco, perché appunto ci troviamo anche nella situazione di chiedere anche i danni. Assessore Tosetto, grazie a Luisa Bertini, e vediamo anche il titolo del giornale di Vicenza su questo episodio: condominio fatto evacuare per un incendio, scoppia la rissa tra residenti, rogo in via San Lazzaro, condomini esasperati, da anni denunciamo prostituzione e droga in casa, una madre incinta, potevamo morire. E andiamo a Spresiano, dove lancia un appello il sindaco Marco Della Pietra ai piromani che hanno incendiato l'ex filatura San Lorenzo, o perlomeno hanno dato fuoco a un furgone davanti all'ex filatura. Poteva diventare un rogo con gravi danni, e sentiamo cosa ha detto il primo cittadino. Sarebbe bene magari che vi faceste avanti voi, perché prima o poi vi becchiamo. Venite a trovarmi in comune. Ci sono state già diverse occasioni nelle quali i colpevoli si sono fatti avanti, ecco, magari sarebbe il caso che lo faceste anche questa volta. Il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra lancia un avvertimento ai ragazzini visti allontanarsi dall'ex filatura San Lorenzo negli istanti in cui dallo stabile in disuso si levava alto il fumo di un incendio. Nube nera vista a distanza di chilometri, ancor più inquietanti dalle immagini aeree, ma l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme, che hanno avvolto prima un vecchio furgone per poi attecchire al materiale circostante. Le conseguenze sono state limitate, ma il rischio corso ben maggiore, visto che il fabbricato, pur se in comune di Villorba, si trova a ridosso del centro abitato di Visnadello. Anche quando ero piccolo io c'erano delle aree dismesse che spesso così andavamo a visitare, però ecco, di appiccare un incendio non c'è neanche mai passato per l'anticamera del cervello, quindi al di là della sicurezza, no, per loro stessi, ecco, forse non si rendono conto di cosa avrebbero potuto procurare, per cui insomma, è andata bene, ecco, questo giro. Io credo che la cosa che più colpisce questi ragazzi sia la noia, e quindi noi come istituzione dobbiamo fare il nostro. Poi è chiaro che tutti debbono collaborare per cercare, insomma, di dare altro sfogo, ecco, a questi ragazzi, però ricordiamoci sempre che sono una minima parte, perché sono tanti di più quelli bravi, quelli educati, poi c'è una minima parte che, ahimè, si fa sentire molto di più. Vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona. Scivola in Adige, salvato da un agente delle volanti con la cintura dei pantaloni. Vedete questo agente che allunga la cintura
e trae in salvo un uomo che era caduto nelle fredde acque dell'Adige. Andiamo in pubblicità adesso con in regia ci sono Francesco Cerone e Italo Morao e ci vediamo tra pochissimo. State con noi, state con noi. Riprendiamo dalla tragedia di Suviana, dal gravissimo incidente alla centrale idroelettrica di Bargi. Sono ore di attesa in casa della vittima padovana, l'ingegnere Andrea Scandellari, perché la moglie attende la restituzione della salma che si trova ancora all'obitorio di Bologna. Mentre si attendono novità su nulla osta al rientro della salma di Adriano Scandellari per definire una data dei funerali dell'ingegnere padovano vittima della strage della centrale idroelettrica di Suviana, è iniziata l'inchiesta per ricostruire cosa sia accaduto e cosa abbia provocato la terribile deflagrazione che ha fatto collassare i solai tra i livelli -8 e -9. Sotto esame in particolare l'alternatore, principale indiziato per l'esplosione. Importante sarà l'analisi dei materiali recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Oggi intanto in prefettura a Bologna è previsto un incontro per discutere il ripristino delle funzionalità della centrale. Nel frattempo, domani in Sicilia il primo funerale delle vittime, quello del 36enne tecnico messinese recuperato il giorno stesso dell'esplosione. A Noventa Padovana invece questa sera nella chiesa di Noventana ci sarà un momento di preghiera per Stefano Bellabona, il secondo ingegnere padovano coinvolto nell'incidente sul lavoro, rimasto gravemente ustionato e tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Parma. E Adriano Scandellari e Adriano Bellabona si sono formati a Padova in una delle scuole di ingegneria più famose d'Italia. Docente alla facoltà Arturo Lorenzoni, che è portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale. Lorenzoni aveva visitato l'impianto nel 1988. Giovane studente di ingegneria, lei è entrato nella centrale idroelettrica di Bargi. Che ricordo ha di questa esperienza? Ma era la fine degli anni '80 ed Enel aveva fatto uno stage per studenti di ingegneria, ho avuto la fortuna di partecipare e ci hanno portato a visitare questa centrale come uno degli esempi proprio dell'orgoglio dell'ingegneria italiana, ed effettivamente dal ricordo che ho io è di una centrale che è stata fatta con veramente l'eccellenza tecnica. E ricordiamo che Enel allora era ente di Stato, quindi aveva un obiettivo di tipo tecnico, non di tipo economico, quindi non si risparmiava su nulla. Una centrale costruita a regola d'arte, quella di Bargi, un modello utilizzato come altre centrali della dorsale appenninica per regolare la rete di distribuzione dell'energia elettrica. È l'ingegnere Arturo Lorenzoni, professore associato di economia dell'energia dell'Università di Padova, che parla, ripetendo più volte che solo l'inchiesta aperta dopo l'esplosione di martedì potrà dare una risposta a un incidente per ora inspiegabile. Un'esplosione di quel tipo è al di fuori di quello che possiamo pensare nell'immaginazione dell'utilizzo di una macchina idroelettrica di quel tipo. La scuola di ingegneria padovana resta una scuola davvero di grande eccellenza. Adriano Scandellari, vittima, ingegnere laureato a Padova, uno dei feriti più gravi, Stefano Bellabona, ingegnere laureato a Padova. Io ricordo che la sede dell'ingegneria idroelettrica di Enel era a Mestre, quindi nella nostra regione si è diffuso un grande numero di imprese che lavoravano per l'idroelettrico, e anche oggi ce ne sono molte nel Padovano, nel Vicentino, nel Trevigiano, che direi sono l'eccellenza tecnica a livello internazionale. E indubbiamente sono persone con grande competenza, con grande esperienza tecnica, e vedere un incidente di questo tipo è un dolore molto grande. Io voglio veramente esprimere la vicinanza alle famiglie e l'augurio che presto Bellabona possa riprendersi. E davvero hanno impressionato le immagini che sono arrivate dalla centrale, che qui vediamo dall'alto. Vedete le immagini della centrale, subito dopo l'esplosione c'è ancora fumo, si era alzato un drone per riprendere la scena. Purtroppo bilancio gravissimo, 7 le vittime, ancora polemiche sugli incidenti sul lavoro, sui subappalti e la spaccatura all'interno dei sindacati, con la CGIL e la UIL che hanno deciso di scioperare, la CISL che invece si è
dissociata perché si è parlato di presenza di vittime e quindi della necessità di non fare agitazione in queste circostanze e di un'inchiesta che non è ancora conclusa, anzi non è ancora partita praticamente, è appena partita ma si sa poco o nulla sulle cause di questa tragedia. Purtroppo ancora incidenti sul nostro territorio, incidenti ovviamente meno lievi, ma è un continuo di incidenti stradali, l'ultimo a Bressanvido. Attimi di paura nella serata di ieri a Bressanvido, dove un'automobile con 2 persone a bordo è uscita di strada ribaltandosi in un campo. Lo schianto è avvenuto in via San Benedetto in direzione di Pozzoleone. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale del consorzio Nevi, intervenuti sul posto per i rilievi di rito e per mettere in sicurezza la zona. Nella Fiat 500L volata fuori strada c'erano 2 persone che sono state estratte dai vigili del fuoco e portate in codice giallo nell'ospedale di Vicenza. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Durante le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo, finito a parecchi metri dalla sede stradale, ci sono stati disagi per il traffico. A Bassano del Grappa è stato arrestato un uomo che ha aggredito una prostituta in casa, è stato arrestato dai carabinieri. I carabinieri di Bassano hanno arrestato un pregiudicato 33enne di origini marocchine domiciliato a Nove, ritenuto responsabile di rapina e lesioni aggravate commesse ai danni di una prostituta. Le manette sono scattate a seguito dell'intervento dei militari in un appartamento dove la donna straniera era stata aggredita dal cliente. Nella denuncia presentata, la donna ha raccontato di essere stata contattata al telefono dal 33enne con il quale aveva concordato l'appuntamento e così poco dopo l'uomo si è presentato a casa della donna interessato a una prestazione sessuale a pagamento. Tuttavia, una volta all'interno della casa, il 33enne ha cambiato atteggiamento, diventando aggressivo e stringendo un braccio attorno al collo della donna al punto da farle perdere i sensi. La vittima ha raccontato di essersi risvegliata dopo un po' di tempo, di essersi accorta di perdere sangue dal naso e di aver trovato l'uomo intento a trafugare tra i suoi effetti personali, il quale, minacciandola, ha preteso anche la restituzione dei soldi precedentemente pagati. L'indagine dei carabinieri ha consentito l'immediata identificazione dell'uomo, che è stato arrestato. Era stato vietato di avvicinarsi all'ex convivente, ma non ha praticamente rispettato questo provvedimento ed è stato arrestato dai carabinieri, in questo caso dalla Benemerita di Tiene. I carabinieri di Tiene hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero che si era avvicinato alla casa della ex, alla quale l'uomo non poteva avvicinarsi essendo destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna emesso dall'autorità giudiziaria. L'uomo è stato riconosciuto durante un controllo di routine del territorio da parte dei militari dell'Arma e arrestato. Per l'indagato è stato disposto l'obbligo di presentazione in caserma dei carabinieri a Schio e il divieto di dimora nel comune di Tiene. Andiamo adesso di nuovo a Vicenza, un'attività di contrasto al lavoro sommerso con un blitz della Guardia di Finanza in una barberia della città, trovati 3 lavoratori in nero, di cui uno clandestino. 3 lavoratori in nero su 6 presenti in quel momento nell'attività sono stati trovati dalla Guardia di Finanza durante un controllo in una barberia della città. Il controllo ha fatto emergere la presenza tra i lavoratori irregolari di un soggetto straniero clandestino sprovvisto di qualsiasi documento di identità. Sono scattate le sanzioni amministrative pari a circa 6.400 euro ed è stata avanzata la proposta di sospensione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza in attesa della regolarizzazione della posizione dei lavoratori in nero. Inoltre, la presenza del soggetto clandestino ha portato alla denuncia dello stesso per il reato di soggiorno irregolare sul territorio dello Stato e al titolare dell'esercizio commerciale per sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione illegale. E vediamo l'integrazione scolastica nell'ULSS 7 Pedemontana. Ci sono i genitori sul piede di guerra e scatta una petizione. Ci dice tutto Ferdinando Garavello.
L'ULSS 7 adesso sta tagliando 32.000 ore di operatore scolastico per i bambini disabili con la 104. Questo non significa fare inclusione e non significa garantire l'accesso alla scuola per tutti i bambini disabili. Parole chiare e precise che dipingono una situazione molto preoccupante per centinaia di famiglie che vivono nell'area dell'ULSS 7. È in arrivo il nuovo bando per l'integrazione scolastica, fondamentale per garantire il diritto allo studio e all'inclusione di tanti bambini con disabilità. Ma il nuovo bando prevede un taglio di oltre 32.000 ore nel servizio e questa prospettiva ha portato le famiglie a stilare una lista di 16 punti con cui integrare la costruzione del nuovo assetto. I genitori chiedono prima di tutto che le ore siano confermate e non decurtate e che l'estensione prevista dal bando venga utilizzata per aumentare la copertura delle 16 ore settimanali dell'assetto attuale, ma anche che la figura dell'insegnante di sostegno non venga utilizzata impropriamente per coprire l'assistenza sanitaria che comporta una preparazione tecnica molto importante. Negli altri punti rientrano poi il coinvolgimento della conferenza dei sindaci, il mantenimento della continuità con gli operatori che sono altamente formati e sono diventati punti di riferimento per i bambini. Tutti questi punti fanno parte di una petizione online che ha già raccolto centinaia di firme, ma è nelle intenzioni dei genitori sottoporre il documento all'attenzione di tutti i candidati sindaci del territorio. Ecco l'avvertimento di queste famiglie per la Pedemontana e per il Veneto. Questo succede all'ULSS 7 adesso perché c'è il bando di rinnovo degli operatori sociosanitari, ma potrebbe succedere fra un anno, fra 2 anni a qualsiasi altra ULSS della Regione Veneto o di altre regioni. Quindi chiediamo chiarimenti su questi tagli che sono ingiustificati. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Come vi dicevamo con Lucio Zanato da Verona, Meloni al Vinitaly, saremo implacabili contro la contraffazione nell'agroalimentare. C'era anche Bruno Vespa che ha parlato dei vini meridionali della Francia e di Luca Zaia, e poi la notizia che riguarda l'ex sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini, che ha investito una podista con l'auto e ha commentato: per fortuna andavo piano. Allora, vediamo, prima di andare in pubblicità, un'ultima notizia da Saunara, e cioè un'auto che è andata a fuoco. Vediamo un breve servizio di successo a Saunara, vediamo. Rocambolesco incidente lungo la strada dei Vivai a Saunara, in provincia di Padova, ieri mattina, poco dopo le 8. Un SUV che per una perdita di controllo del conducente si è scontrato contro il guardrail è andato distrutto dall'incendio che ne è scaturito. Per spegnere il rogo, che ha completamente devastato la Mercedes GLB, sono arrivati i pompieri della stazione di Padova Centrale. Traffico bloccato durante l'operazione di soccorso e pesanti ripercussioni sul traffico in una giornata dedicata alle gite al mare. Sul posto anche le forze dell'ordine per eseguire i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica. Servizio appena arrivato da Francesco Rattai della nostra redazione di Padova. Andiamo in pubblicità, pochi minuti, un paio di minuti e torniamo qui. Massone Grappa è sempre più anziana e allora il candidato sindaco Nicola Finco lancia l'assessorato alla longevità. Sentiamo. L'età media di Bassanesi è attorno ai 50 anni e il dato è destinato a crescere in modo irreversibile. È il cosiddetto inverno demografico che affonda le proprie radici nel calo delle nascite e presenta una società sempre più anziana. Proprio agli anziani ha pensato il candidato del centrodestra alle prossime comunali. La mia idea è puntare molto su tutta una serie di servizi che noi dobbiamo dare ai nostri anziani. La popolazione, numeri alla mano, sarà una popolazione che invecchierà molto nei prossimi anni, quindi c'è bisogno di servizi, ma per fare i servizi bisogna fare una seria pianificazione. Il progetto, ad ampio raggio, parte da un censimento degli anziani presenti sul territorio, in modo da avere una fotografia della terza età bassanese.
Poi spazio a un piano strutturato sulle necessità della popolazione. Riqualificare quello che è il centro anziani di Via da Ponte, ma creare dei centri di aggregazione in ogni quartiere, in modo da, anche attraverso i bandi che oggi ci sono a livello regionale e a livello nazionale, mettere in pratica tutta una serie di attività per rendere i nostri nonni parte attiva della società, anche attraverso forme di volontariato e di attivismo anche civico, perché oggi la nostra società ha bisogno dei nostri anziani, quindi su questo punteremo molto, con un occhio particolare anche alle case di riposo. Per la terza età Finco ha in programma progetti innovativi. L'idea è di creare delle social housing. Che cosa sono? Sono degli spazi comuni dove ogni anziano ha degli spazi privati, quindi magari la sua camera con un piccolo disimpegno, e poi degli spazi comuni dove possono fare delle attività assieme, mangiano assieme, fanno delle attività ricreative, insomma proprio dei luoghi di aggregazione. Ci sono già dei modelli oggi, uno su tutti è Treviso, e su questi modelli noi ovviamente ci baseremo. Per dare la massima attenzione possibile agli anziani verrà creato un assessorato su misura. Punteremo alla creazione di un assessorato alla longevità, quindi chi avrà il compito di gestire il sociale dovrà occuparsi anche di tutto il tema degli anziani, quindi su questo stiamo facendo veramente un lavoro e programmando un lavoro importante per i prossimi 10 anni a Bassano del Grappa. Centrodestra in ordine sparso alle prossime amministrative in molti comuni, ma quasi unito a Mussolente per Massimo Berton. Massimo Berton ufficializza la sua discesa in campo per la poltrona di sindaco di Mussolente, facendo salire a 3 i candidati per il futuro amministrativo misquilese. Una candidatura che vede la lista civica Vivere Insieme sostenuta da Lega, Forza Italia e dall'altra civica Futuro in Comune. Insomma, l'immagine è quella di un centrodestra quasi al completo. Manca Fratelli d'Italia, o forse no, vista la presenza in conferenza stampa tutt'altro che casuale del consigliere regionale meloniano Gio Formaggio. Se vogliamo parlare del quasi, a questo punto lo toglierei, perché comunque anche parte di Fratelli d'Italia, credo che un consigliere regionale del calibro di Gio Formaggio penso non sia una cosa ininfluente che venga a sostenermi. Noi ci proponiamo di essere diversi proprio perché siamo la novità, da non confondere con degli inesperti o degli sprovveduti. Una squadra con figure di esperienza e competenza, prosegue Berton, che punterà molto sull'intercettazione dei bandi e delle risorse messe a disposizione. Le priorità del programma sono chiare. Anzitutto un supporto alla famiglia in tutte le sue istanze, in tutti i suoi bisogni. Un tavolo permanente di concertazione con le realtà produttive del Paese e un tavolo rispetto agli anziani e ai giovani. Troveremo un luogo fisico dove dare loro ascolto e risposte ai loro bisogni. Il pieno sostegno della Lega è confermato dal referente della segreteria provinciale. In questa squadra abbiamo trovato quell'entusiasmo, quella voglia di fare, quelle argomentazioni che servono proprio a un paese come Casoni Mussolente per rientrare e ritornare ad essere centro di un territorio. Forza Italia oggi è qui presente a Mussolente per supportare questa bellissima squadra che ha condiviso in primis le idee, un progetto. Intanto continua la protesta dei commercianti a Roncade contro una pista ciclabile che ha sottratto diversi parcheggi proprio davanti ai negozi, e i commercianti dicono per colpa di questa pista ciclabile abbiamo un calo negli affari del 20-30%. Nastri viola tesi all'esterno dei negozi che si affacciano sulla centralissima via Roma. I commercianti di Roncade inscenano simbolicamente il funerale delle loro attività commerciali. Una protesta, la loro, che continua dopo la realizzazione della nuova pista ciclabile che ha di fatto ridisegnato l'assetto dei parcheggi del centro, utilizzati soprattutto dai clienti dei negozi. Nel caso mio la merce pesa, bisogna portarla distante e quindi c'è gente che ha problemi motori e via dicendo che si lamentano. Ha stimato le perdite, signor Silvano? Penso attorno a un 30% sicuramente. Questa settimana qua subito d'impatto così. Ancora non le abbiamo stimate, ma la gente non c'è più in negozio. Ho fatto dei conteggi a breve, da lunedì al giovedì ho visto, in quanto i tabacchi sono scaricati elettronicamente, un ammanco di un 25%. Fuori dalle attività, insieme ai nastri, anche cartelli nei quali si fa riferimento agli anni difficili del Covid, poi le diverse cifre delle perdite in termini di incassi.
Per lei qual è la situazione? Per me è tragica, perché comunque io ho un negozio di articoli per bambini e quindi ho a che fare con tante mamme, quindi tante carrozzine, tanti bambini per mano e tante nonne. E la problematica è tanta. Quando si lamentano più di 1, 2, 3 che mi telefonano e mi dicono Katiuscia, volevo passare ma ho fatto 3 giri, non trovo parcheggio, vengo un altro giorno. A me hanno addirittura tolto più di 4-5 parcheggi. Col senno di poi, io sono 3 anni che comunque ho questa realtà qui a Roncade, non so se avrei preso questo negozio. Siamo un ristorante e lavoriamo tanto col menù fisso e gli impiegati, operai, avendo un'ora solo di libertà, non possono perdere tempo a trovare un parcheggio. Oggi 30, è la prima settimana, tra una settimana subiremo un'altra perdita. Cioè, ci stanno costringendo che noi per passare un anno di tempo dovremo chiudere. Inizieremo a licenziare dipendenti. Intanto tra i negozi continua la raccolta firme. Mediamente siamo già oltre i 750 persone che hanno firmato, quindi 750-800 persone, ma ripeto, sarà un'altra settimana molto carica perché vengono apposta a firmare nei negozi, che andremo a consegnarle fisicamente proprio in municipio. Servizio di Francesca Bozza, andiamo a Maser per la terza edizione della Fiera di Orientamento Scolastico, un'iniziativa voluta da 9 comuni della Pedemontana del Grappa per combattere l'abbandono delle scuole. Sono cambiato molto, più adesso sono maturato più che altro, comprendendo meglio quello che è l'uso e come si dovrebbe applicare in modo efficace la tecnologia nel mondo. È solo un esempio di crescita personale nella formazione al lavoro. E Matteo è uno dei tanti studenti che in questo fine settimana sta raccontando la sua esperienza ai tanti ragazzi ma anche a tanti genitori che affollano il Palazzetto dello Sport di Maser per la terza edizione della Fiera dell'Orientamento. Un'iniziativa voluta dagli istituti scolastici e da 9 comuni della Pedemontana del Grappa che hanno sottoscritto la convenzione Insieme per il lavoro. Ci siamo resi conto che i ragazzi al giorno d'oggi vivono in una società talmente complessa, hanno talmente tanti stimoli che non sono in grado di fare scelte. Ma non sono solo i giovani ad aver bisogno di una guida, stando ai seminari affollati di genitori. Perché riportare a scuola anche i genitori? Perché anche i genitori devono in qualche modo aggiornarsi. Noi viviamo in un mondo che va alla velocità della luce e quindi è necessario che anche loro acquisiscano delle nuove competenze per accompagnare i loro ragazzi. Che serve un orientamento alla formazione aggiornato lo confermano anche i docenti. C'è parecchio interesse, nel senso che li vedo anche più autonomi, vengono qui in autonomia a chiedere informazioni, magari anche non accompagnati dai genitori o se accompagnati dai genitori chiedono e sono ben interessati. Giovani che qui imparano anche una manualità per molti ancora sconosciuta. E i nostri docenti sono lì apposta per insegnare loro quella che è la manualità necessaria per svolgere la professione di estetista o acconciatore. Ma hanno voglia di muovere le mani oppure sono più propensi a utilizzarle sullo schermo del telefonino? Beh, sicuramente non posso negare che loro siano molto più propensi a utilizzare lo schermo del telefonino, però credo che i ragazzi che scelgono il nostro percorso abbiano comunque un interesse alla professione e quindi abbiano voglia di imparare e mettersi in gioco. E nel confronto emerge soprattutto il bisogno di formare i giovani verso un corretto uso delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale. Loro sono molto preparati in quello che è l'uso del dispositivo, il cellulare, quello che è il TikTok di turno, però da lì a saper usare bene le tecnologie non hanno ancora questa cognizione e soprattutto la percezione di che questi nuovi media, di quello che possono fare, di quello che possono raggiungere, sia in maniera positiva ma anche negativa. E la consapevolezza arriva con l'istruzione. Ti sei reso conto quindi anche che il telefonino può essere pericoloso? Sì, è molto pericoloso soprattutto per i giovani e per i bambini, quindi va tenuto sotto controllo il come va utilizzato questo strumento. Quindi diciamo che la scuola ti ha dato anche consapevolezza? Sì, abbastanza. Mi ha formato anche dal punto di vista personale perché con i docenti e con tutto lo staff che c'è a scuola si cresce in tutti e 2 i settori, sia personale che professionale. Vediamo la festa a Chioggia che torna in Serie C dopo 47 anni allo stadio Aldo Edino Ballarini. I tifosi hanno accolto la squadra di ritorno da Belluno dove ha conquistato la promozione con 3 giornate di anticipo. Vediamo le immagini dei festeggiamenti.
Insomma, un bel risultato, dopo 47 anni tornare in Serie C e Chioggia è in festa. Al via intanto la 16ª edizione della mostra Scambio e Fiera Motori all'ippodromo di Treviso. Si accendono i motori al taglio del nastro per la 16ª edizione della mostra Scambio e Fiera Motori all'ippodromo Sant'Artemio di Treviso. Nell'ippodromo abbiamo tutta la mostra Scambio con oggetti e pezzi, moto, macchine, biciclette d'epoca, pezzi di ricambio originali e non, e potete vedere anche tanti pezzi vintage e la collezione. 2 aree distinte per l'esposizione e per i mercatini, una ricca asta di auto, moto d'epoca e oggettistica da collezione con ben 150 espositori arrivati da tutta Europa. Il Cimelio, novità del 2024, la bici storica con cui Bartali, campione di ciclismo tra gli anni 30 e 50, salvò gli ebrei in tour, ma soprattutto una serie di attività per le famiglie e iniziative dedicate all'inclusione delle persone diversamente abili. Possono salire in macchina e salire con un pilota professionale e vivere l'emozione della macchina da corsa. Invece per quanto riguarda i più piccini abbiamo delle pit bike, dei kart elettrici dove provvediamo alla vestizione dei bambini, gli mettiamo il caschetto, tutte le protezioni e gli insegniamo e gli diamo le prime, li svezziamo a quello che può essere la guida dentro un circuito. Un progetto con delle cycle kart che sono dei kart elettrici adibiti per i diversamente abili. In questa edizione avremo invece la possibilità di far provare l'elicottero, la mongolfiera, i kart, i drift, le macchine da rally. E chiudiamo con il 10° raduno del battaglione Gemona che abbiamo raccontato in diretta su Antenna 3, una grande partecipazione da parte di tante penne nere trevigiane per questo evento in preparazione della grande adunata nazionale di Vicenza. Vediamo. Buongiorno da Treviso, questo è il treno del ricordo, vedete il locomotore l'E636, un locomotore dagli anni 40 al 1962, un locomotore storico perché ha portato i militari in guerra al fronte ma ha portato anche tanti giovani di leva nelle caserme. È partito così questa mattina il treno del ricordo degli alpini del battaglione Gemona, un viaggio della memoria per il 10° raduno delle penne nere con la nappina bianca. Emozionati i tantissimi passeggeri saliti via via dalle fermate di Conegliano, Pordenone e Codroipo. Quando sono arrivato qua non c'era nessuno, sono stato uno dei primi a arrivare in caserma a piedi anche perché sono arrivato così presto, avevo paura di arrivare molto tardi. E quando sei presentato all'ufficiale di picchetto, che cosa hai detto? Sono stato il primo plotone, seconda compagnia perché ero uno dei primi 20 che sono arrivati in caserma. Battaglione Gemona? Battaglione Gemona, 8° 91, sì. Ecco. Perché è venuto qui? Per il ritrovo della festa, perché è una festa bellissima questa, per vedere i nostri vecchi commilitoni, compagni di caserma e tutto quanto. Con famiglia? Con famiglia, certo, con moglie e figlia. Ma perché ha portato la famiglia? Per far vedere dove siamo stati noi nell'anno militare e che festa e che amicizia c'è. Un evento speciale, ci ricorda uno degli organizzatori, il treno del ricordo per il 10° raduno verso Gemona, che guarda già al 2026. 2026 ricordiamo che c'è il 50° del terremoto, quindi è anche un eventi che si incatenano uno con l'altro, perché a Gemona questa l'abbiamo respirata anche ieri, questa vicinanza con il corpo degli alpini, perché abbiamo avuto, diceva il presidente Del Negro, hanno avuto un riscontro in quell'anno lì incredibile, sono pervenuti alpini da 14 regioni. Emozione vera il passaggio ad Udine alla locomotiva, classe 1921, che sbuffando ha portato il convoglio fino a Gemona, dove il primo momento è stato il ricordo del presidente degli alpini della ricostruzione, Franco Bertagnoli, e a seguire la consegna delle drappelle alle compagnie. Poi lo sfilamento fino alla caserma Goi Pantanali per ricordare tutti i caduti di guerra e del terremoto sulle note del Piave. Al termine gli interventi delle autorità, perché il ricordo del passato sia fondamento del futuro per le nostre comunità. Pensavo a che significato può avere oggi il motto mai da... quello che
motto e quello che rappresenta per voi sicuramente lo sapete spiegare meglio di me. Ma oggi ai giovani che cosa possiamo trasmettere dietro a questo motto? Io credo che la cosa più naturale, più semplice, ma anche più sfidante, sia insegnare loro che mai Daur vuol dire che ognuno deve essere capace e pronto a fare la propria parte. È tutto per oggi, Il servizio di Lucio Zanato, Rete Veneta da sempre vicina alle penne nere. Grazie ai nostri registi Francesco Cerone e Italo Morau. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.